Buongiorno, si avvicini pure, si avvicini al tavolo. In piedi, a voce alta, deve leggere quella dichiarazione con cui si impegna a dire la Lega a voce alta, non occorre un microfono. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi pure. Grazie. Lei non vuole essere ripreso? No. Quindi per i presenti, se qualcuno nel frattempo non avesse sentito quello che avevamo detto prima, il testimone non vuole essere ripreso. Dà il suo nome e cognome? Nome e cognome? Mi chiamo Giuseppe Estorelli. Dove è nato? Sono nato a Milano il 27 gennaio 1964. Estorelli Giuseppe, nato a Milano 27 gennaio. 27 gennaio 1964. Dove è residente? Sono domiciliato a Roma. È in servizio? Sono in servizio a Milano, però sono domiciliato a Roma, via, c'era scritto, via Lanza 194, via Lanza 194. Sì, ma lei è in servizio a Milano perché è il caposcorta del Presidente. Non lo è più? No. Ecco, allora dov'è in servizio? Facciamo Adesso così. sono in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. A Roma. Lì domiciliato. E domiciliato a Roma. Prego la difesa. Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno Avvocato. Quindi lei attualmente è in servizio presso la Presidenza del Consiglio? Esatto. E precedentemente che lavoro svolgeva, chiedo scusa, nel 2010, espressamente nel maggio del 2010? Ero a capo di un dispositivo. Deve avvicinarsi al microfono. Ero a capo di un dispositivo di sicurezza predisposto alla scorta del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi. Senta, lei ricorda se nel maggio del 2010 lei era con il Presidente del Consiglio in quel di Parigi? Sì, mi ricordo. Ricorda che cosa accadde la serata in cui siete rientrati da Parigi a Roma? Sì, mi ricordo che eravamo nelle fasi antecedenti il decollo dall'aeroporto della Bourget di Parigi diretti a Roma, e in quelle fasi antecedenti fui avvicinato dall'onorevole Valentino Valentini, il quale mi chiese se conoscevo qualcuno all'interno, qualcuno alla Questura di Milano, in quanto il Presidente chiedeva se era possibile avere delle delucidazioni in merito ad una situazione. Questo glielo chiese quindi l'onorevole Valentini? L'onorevole Valentini. Senta, e lei che cosa rispose all'onorevole Valentini, se rispose qualcosa? Risposi che conoscevo, che ero in contatto con un nostro referente istituzionale, così, il dottor Pietro Stuni, il capo di gabinetto. E voi avevate questo contatto in Avevamo- ragione del vostro ufficio? No, avevamo questo contatto in ragione del nostro ufficio, in quanto il dispositivo di scorta nelle varie fasi che potevano anche essere, che si potevano anche prospettare nella città di Milano e limitrofi, ci appoggiavamo a lui per quelli che erano gli spostamenti e per quelli che potevano essere gli impegni dove la presenza nostra veniva poi a essere risaputa. Ecco. Le fu chiesto di contattare altre persone oltre al dottor Ostuni, ovvero
le fu chiesto di contattare altre autorità? No, negativo. No. Negativo. Senta, lei ricorda circa che ore fossero? Guardi, saranno dopo le 23. 23, Tarda serata sostanzialmente. tarda serata, sì, 23, 23:30. E lei quindi che cosa fece? Risposi all'onorevole Valentino che avevamo questo contatto istituzionale per la nostra attività lavorativa e dissi che se voleva potevo contattare il dottor Pietro Stuni. E a questo punto che cosa accadde? A questo punto lo contattai dicendogli che c'era questa situazione per avere... Mi dica. Prego. Lo contattò dove? Presso il suo ufficio? Guardi, adesso non ricordo esattamente dove, però sicuramente con un telefonino che avevo io, penso, se non ricordo male, di averlo contattato sulla sua utenza del cellulare. Ma questo dottor Stuni era un soggetto che per voi era sempre reperibile, oppure Guarda, c'erano altri soggetti con cui vi rapportavate che avevano reperibilità? Cioè, voglio dire, c'erano delle fasce di reperibilità, No. oppure vi rapportavate sempre con lui? No, ci rapportavamo con lui, con il dottor Stuni, anche sapendo che lui aveva un'attività di per sé stessa molto impegnativa che lo impegnava dalla mattina alle tarde ore della serata, perché era il capo di gabinetto della Questura di Milano, perciò aveva era sempre reperibile. Okay. Senta, quindi lei chiamò il dottor Stuni? Chiamò Poi il cosa dottor Stuni. accadde? Chiamò il dottor Stuni, gli dissi che c'era questa situazione. Ecco, quale situazione? Scusa, che cosa disse lei al dottor Stuni? Guardi, se ben ricordo dissi che c'era una situazione di cui il Presidente chiedeva se si potevano avere delle delucidazioni inerente a una persona, e passai il telefonino all'onorevole Valentini. E poi che cosa accadde? Dopodiché io mi allontanai per espletare quelle pratiche che la mia qualifica richiedeva nei momenti prima del decollo da un territorio straniero diretti in patria. Lei quindi non sentì del contenuto della telefonata? No, non lo sentii. Sentì i toni o non sentì nulla? Guardi, i toni io ero nella parte anteriore dell'aeromobile, perciò se i toni fossero stati concitati oppure di una... Sì, ma voglio solo sapere se lei ha sentito i toni o se invece era solo spostato, non ha sentito... Non ho recepito la conversazione quale essa fosse, di cosa si trattasse, però certo non ho sentito una conversazione tesa, oppure, cioè, sembrava tutta una cosa molto lineare. Senta, e poi che cosa è accaduto? Dopo... È stata una telefonata lunga, breve, lei lo ricorda? Perché dopo il telefonino era il suo, lei ha fatto con il suo cellulare. Sì, con uno dei telefoni che era a mia disposizione. A sua disposizione. E poi le è stato restituito il telefono? Dopo l'onorevole Valentini me lo restituì, Ecco, dicendomi... sì, scusi. Prego. No, Prego. Dicendomi che dell'interessamento del Presidente verso una persona, una donna che attualmente in quei momenti era trattenuta presso gli uffici della Questura di Milano. Lei ricorda quanto tempo durò? Fu una cosa lunga? No, sono passati più di 2 anni, 2 anni e mezzo, però Certo, ovviamente, nei limiti del suo ricordo. no, non mi sembra che fosse stata una cosa lunga, però ripeto, è un ricordo che va, però non mi sembra che fosse stata una telefonata lunga. Senta, successivamente quando siete arrivati a Roma, poi lei ha avuto modo di avere ulteriori contatti?
Dopo, giunti a Roma, all'aeroporto di Roma Ciampino, salimmo sulle macchine diretti alla residenza del Premier. Io presi posto nell'autovettura del Presidente, e dietro di me il Presidente del Consiglio e a fianco l'onorevole Valentini. Dopo poco che ci incamminammo, l'onorevole mi chiese se si potevano avere degli aggiornamenti in base alla vicenda. Io Glielo chiese, scusi, l'onorevole Valentini. Valentini. E lei che cosa fece? Io contattai il dottor Pietro Stuni. E che cosa le disse, dottor Pietro Stuni? Il dottor Pietro Stuni mi disse che tutti gli accertamenti di rito nelle varie fasi stavano per essere ultimati, perciò ci voleva ancora un lasso di tempo e che la persona comunque era ancora trattenuta presso gli uffici della questura. E ci furono poi ulteriori interventi richiesti dal Presidente del Consiglio su questa vicenda o per quanto riguarda lei si chiuse lì? Per quanto concerne me, si chiuse lì. E dopo dove vi recaste? Ci siamo recati con le macchine a Palazzo Grazioli. E ci sono state ulteriori telefonate in quel lasso di tempo tra lei e il dottor Stuni? Guardi, che io ricordi, no, che io ricordo no. Le chiese il Presidente del Consiglio o l'onorevole Valentini di telefonare dopo aver avuto quest'ultima informazione ad altri soggetti istituzionali? L'onorevole Valentini le chiese qualcos'altro? Questa è la domanda aperta, perché detta così è un po' suggestiva. Guarda, è un'altra domanda, perché chiede qualcos'altro e che chiede qualcos'altro. Io gli ho chiesto se gli chiese di fare una telefonata ad altri organi istituzionali. Io non credo sia suggestiva, la verbalizzo. Ad organi istituzionali è autorizzato in questo Lei l'ho caso. chiesto. Prego. No, non mi fu chiesto. Nessun'altra domanda. Prego, avvocato Lungo. Sono Longo per la verbalizzazione, l'avvocato Longo. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Dottor Stuni, sì, dottori Storelli, senta, lei a suo tempo, per ragioni afferenti, parlo adagio nel tentativo di non fare domande suggestive al Presidente, non perché sia particolarmente defedato. In relazione a questa vicenda ebbe occasione di scrivere una relazione di servizio per via gerarchica? Sì, lo feci. Lo fece. Ho Eccoci qua, lo fece. Si No, ricorda- prego, il testimone può rispondere alle domande in Io ho modo chiesto se ampio fatto come relazione di ritiene. servizio, e lui ha risposto sì, lo feci, e a me la risposta per intanto va bene così. Il testimone Un'altra può domanda che devo fare. Quando ampliare la feci, risposta no? come Le ritiene, domande non le è faccio obbligato io, a lei può rispondere sì o metterle no. non metterle. Allora, signor Presidente, vediamo mi faccia capire. La domanda la Io ho può chiesto fare se lei, ha fatto una avvocato, relazione ma di il servizio. testimone è La risposta libero di stata rispondere sì. come crede. No, la domanda era semplice. Invece? Ha fatto una relazione di servizio e il testimone ha detto sì. Allora io faccio un'altra domanda. Io non vorrei, lei poi fa tutte le domande che vuole alla fine, non vorrei però che la mia funzione qui fosse ritenuta o inutile o scorretta a prescindere, come si dice. Allora lì fece una relazione di servizio. Si ricorda in che periodo? la feci il 4 Il novembre. testimone è libero, avvocato Longo, di rispondere alle sue domande come ritiene, non con un sì o con un no, perché il Tribunale è molto interessato alle sue domande, ma altrettanto alle risposte del test sulle sue domande. Prego. Ma va bene, io non posso che Rispondi, chinare il Presidente. capo di fronte alla sua autorità. Ma non Grazie, sono può convinto, rispondere. ovviamente. Allora la fece quando? La feci il 4 novembre. Di che anno?
del 2010. Lei ricorda il contenuto di questa relazione? Sì, era una relazione di servizio in cui io, in qualità di capo del dispositivo di sicurezza predisposto al Presidente del Consiglio dei Ministri, informavo la mia direzione di quello che era, di un succinto di quello che era successo, di cui poi ho appena parlato, ecco. Cioè della telefonata che della telefonata che mi fu chiesta prima del decollo dall'aeroporto di La Brochet a Parigi, e dalla telefonata successiva che feci dalla macchina quando ero in territorio italiano a Roma. Io presi la mia direzione al corrente di quell'accaduto. Lei la fece, come ha detto, in data 4 novembre 2010, e quindi a distanza di tempo dal fatto, sì, perché era maggio. Da maggio, sì. Ma come mai la fece così tardi, non si può dire perché è un giudizio di valore, così lontano temporalmente dal fenomeno cui lei aveva assistito, che era del maggio? La feci perché gli organi di stampa avevano incominciato a parlare di questo accaduto, e io ritenni opportuno di informare la mia direzione. Le fu sollecitata questa relazione di servizio da qualcuno o fu una sua iniziativa? No, fu un'iniziativa che io feci unitamente, prima ne parlai con qualcuno della mia direzione. Senta, quanto lei ricorda, il contenuto di questa relazione difforme, se sì in che maniera, o è conforme a quanto lei ha narrato oggi di fronte al Tribunale? No, è conforme, cioè io ora Posso introdurmi, Presidente, perché poi c'è l'accordo della Procura se può essere depositata la relazione, se crede la difesa, in maniera tale anche il collegio forse sa di che cosa Bene, allora stiamo io ho parlando. finito, con il consenso del Tribunale, se c'è, del signor Presidente, vista la dichiarazione della Procura della Repubblica, noi vorremmo far riconoscere per intanto il testo della relazione al test e poi produrlo. Prego, è autorizzato a mostrarlo. Perché non è firmato, sì, è questa, è la mia relazione che feci, è questa. No. No, se può consegnare al Tribunale il documento che è stato ora riconosciuto dal testimone in udienza. Non lo so, se ha motivo di dubitare della dottoressa Boccassini che gli stia dando una relazione diversa, per sicurezza gliela facciamo rivedere. Ma... Mi scusi, Avvocato Longo, guardi che sta dando al Tribunale verbali di SIT del 3 febbraio 2011 con allegato una carta d'identità.
Grazie. Su accordo delle parti il Tribunale acquisisce, l'alleghiamo al verbale d'udienza. Ecco, signor Presidente, noi avremmo terminato con questo test. Sì, grazie. Prego la Procura. Alcune precisazioni, Presidente. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Senta, lei ha mai lavorato per il Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, anche prima che avesse cariche politiche? Ho lavorato per un anno. In che anno, scusi? Precedenti al 2001 o al 1994? Precedente al 2001. Dovrebbe essere 2001-2002. Quindi in un'azienda privata? In Sì, un'azienda per un privata? anno, sì. Poi che cosa Dopodiché- succede della sua carriera professionale? Dopodiché io decido di rientrare in polizia. Quindi lei è un ex poliziotto? Sì, io sono un ex poliziotto. Quindi al momento in cui era assunto, ha detto per un anno, lei era in aspettativa? No, non sono capisco, non uscito può fare il doppio lavoro se era mi sono uscito. congedato. Ah, ecco. Mi sono congedato e ho lavorato un anno e dopodiché ho fatto tutte le varie fasi, le varie prassi per essere reintegrato nelle file della Polizia di Stato. Per quanti anni precedentemente al congedo lei ha fatto il poliziotto e dove? Ho fatto dal 1983 al 2001. Dove ha prestato servizio? Alla Questura di Milano? Sì, a parte altre sedi così per dei corsi, prevalentemente alla Questura di Milano. In quale ufficio? Ero alla Digos. Alla Digos. Quindi lei si congeda nel 2001 e viene assunto, per l'esattezza, dove? Vengo assunto in una società, una società che faceva capo una società che faceva capo alla sicurezza Aspetta, non lo sento. Aspetta, una società che faceva capo comunque perché lavorava per la sicurezza per la famiglia e per le abitazioni del Presidente. Del Presidente Berlusconi. Sì. Quindi nel 2001 lei comincia anche a far parte dell'apparato di sicurezza del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? No, nel 2001 no. No, lei mi ha detto per un anno sono stato assunto in questa Sì, società e mi sono occupato. Sì. Guarda, no, giusto per ricostruire un No, ha iter. ragione. Guarda, io mi occupavo della sicurezza dei figli del Presidente. Questo quando, mi scusi? Dal 2001 è passato, sarà stato un anno, precisamente adesso non mi ricordo. No, certo. Però un anno e qualche cosa. Non E di poi più. successivamente? Dopodiché ho chiesto di rientrare tramite le domande di rito al Ministero dell'Interno nella Polizia di Stato. Questo quando? In che anno? Cos'è stato? 2002. Adesso però le date le prendiamo in questo modo qua. E viene quindi Poi lei riprende servizio alla Polizia di Stato? Quando e dove? Presso quale ufficio? Vengo riassunto dopo tutte le varie fasi che ci volevano e vengo mandato, se non sbaglio, prima a Roma poi a Milano. Ma in quale ufficio? A Roma e poi a Milano? No, non mi ricordo bene, comunque poi mandato a Milano all'ufficio presso l'ufficio di gabinetto. Del Questore di Milano? Sì. Quanto tempo ha prestato servizio presso l'ufficio del gabinetto del Questore di Milano? In che anni, insomma? Siamo arrivati in quali anni? In quel periodo lì, dal 2001, 2002... 2002 è passato, insomma, dal 2002 in poi, mettiamola in quella data lì pressa poco.
E quindi lei attualmente è qual è il suo grado, scusi, come appartenente alla Polizia di Stato? Non ho capito. Adesso Che sono un grado ha? funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma come Polizia di Stato? No, come Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io poi sono uscito dalla Polizia di Stato alla fine del 2002 e sono entrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, ma che significa la Presidenza del Consiglio? Io posso saperlo però perché sono un tecnico eccetera, ma dobbiamo spiegarlo qui in dibattimento, giusto per capire un iter. Cioè lei è un poliziotto, si congeda dalla polizia e fa parte della Presidenza del Consiglio, da privato di cittadino, da funzionario di che cosa? E fui dislocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel dispositivo di scorta del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. Quindi consecutivamente fino ad oggi, diciamo? No, fino a 7-8 mesi fa. E attualmente? Attualmente mi sono dislocato in un'altra divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma non fa più apparati di sicurezza? Non mi occupo più di sicurezza. Diciamo. Quindi lei per anni è stata una delle guardie istituzionali, cioè del Presidente del Consiglio. L'ha seguito in tanti viaggi, presumo, quindi in tante trasferte? Molti viaggi. Possiamo quantificarli? Ovviamente per sommi capi, non so. Quanti viaggi abbiamo fatto? Io non le chiedo un numero preciso, okay, no. Per far capire l'ordine e la portata delle volte in cui è stato a fianco per proteggere il Presidente del Consiglio. Vuole un numerico? No, non voglio il numerico, voglio se sono 10, se sono 20, se sono 300. No, 300 no, però sicuramente sono molti. Scusi, questa relazione di servizio che lei ha riconosciuto come... A chi lei l'ha consegnata? Perché c'è scritto oggetto relazione di servizio. Siccome lei in quel periodo, mi scusi, finisco la domanda così ci capiamo. Dottoressa. Lei era nell'apparato di sicurezza a livello istituzionale, nel senso che non era, che era un privato che faceva parte dell'apparato di sicurezza del Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi. Lei questa relazione di servizio a chi l'ha indirizzata? Guarda, l'ho indirizzata alla mia direzione. Ma lei parla di direzioni, la Polizia di Stato non ha direzioni. No, lì io, quando feci quella relazione di servizio lì, ero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio Protezione Presidente del Consiglio dei Ministri. Esatto. Io la mandai, ho redatto quella relazione quando ero quale caposcorta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la divisione sicurezza. Benissimo, e chi è il dirigente? In forza presso l'ufficio protezione o lei era il più alto in grado? No, c'era naturalmente a quell'epoca, questa è datata 4 novembre 2010. Chi era il suo superiore? Io la indirizzai al capo di gabinetto. Al capo di gabinetto? Sì. Di quale? Di chi? Della Presidente era ancora, penso fosse ancora SISDE. Cosa? Non la sento. Penso che era ancora SISDE. SISDE. Ah, no, la vecchia non più. Quindi al direttore al capo di gabinetto. Al capo di gabinetto dell'allora SISDE che non si sì. Dei servizi, è così? Sì. E questa è stata, come mai non l'ha firmata? E non c'è un protocollo? Ma guarda, c'è solo un riservato? Questi sono atti che sono stati fatti, li ho fatti lì in direzione. Adesso non so il motivo. Scusi, la sentiamo male. Sono atti che sono stati fatti? È un atto che io ho fatto lì in direzione, non so come sono stati protocollati o presi o sono stati fatti, guarda. No, ma non l'ha firmata la domanda? Non la firmai. No, qui non risulta la firma, poi.
O magari l'ha C'è un firmata e omissis. questa è una copia, Guardi, può essere non sappiamo, sicuramente, ci dica lei. guardi, sicuramente le relazioni per essere valide devono essere firmate, perciò io sicuramente l'originale l'ho firmato, sicuramente. Scusi, posso rimostrarlo al test, Presidente? Perché si parla di un Prego. originale. Per me l'originale, questa è una fotocopia dell'originale. La mia domanda è semplice. Io qua non vedo una sua firma. E lei l'ha riconosciuto come quel documento che lei ha redatto. Vorrei intervenire. Scusi, No, Avvocato, dopo... Sì, guardi, Vedi, dottoressa, io io cerchiamo solo di capire. Ho capito, c'è un omissis, vuol dire che era omissata la sua firma? No, avvocato, me lo spieghi il test e non lei. È in grado di farlo, no? Guardi, gli omissis sono stati fatti per omettere naturalmente quella che era la persona che era redatta, che sono io. La firma, adesso questo non so il motivo per cui non c'è, però naturalmente, sicuramente io, avendo redatto questa relazione e inoltrata alla mia direzione, ho sicuramente firmato quella copia che poi è stata messa agli atti, messa a protocollo. Bene. Senta, lei nel raccontare, rispondendo oggi alla domanda della difesa, ha sempre fatto riferimento come interlocutore di Ostuni l'onorevole Valentini. Sì. Circostanza peraltro che lei dettagliatamente riferisce anche in questa, diciamo, relazione postuma rispetto ai fatti del maggio 2010, perché è datata 4 novembre 2010. Io però le devo far presente che nel corso di un pubblico dibattimento, il dottor Ostuni, a domanda proprio della difesa dell'onorevole Silvio Berlusconi, ha escluso nella maniera più totale che abbia avuto contatti quella sera con l'onorevole Valentini, telefonici ovviamente, ma che le telefonate sono state tra lei, che poi ha passato il telefono all'onorevole Silvio Berlusconi. Queste sono le dichiarazioni del diretto protagonista, che è il dottor Ostuni. Come spiega questa situazione, visto che lei viene rappresentato come uno dei protagonisti di questa vicenda, perché era lì vicino sia all'onorevole Valentini sia al Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi? Chiedo scusa Presidente, e ovviamente essendo in controesame si possono fare anche le domande suggestive, basta che però siano aderenti al materiale in atti, perché altrimenti vanno credo al di là. Il Pubblico Ministero ha rammentato bene le dichiarazioni del dottor Ostuni, però ci sono state anche le dichiarazioni del dottor Valentini, che ha detto esattamente il contrario, cioè che ha detto di essere stato lui a avere il primo contatto con il dottor Ostuni. Quindi nella completezza della contestazione bisogna anche rappresentare questo. Il Pubblico Ministero ha chiesto in relazione al dottor Ostuni, se vuole rispondere. Guardi, Presidente, io per quello che ricordo, per il mio ricordo, io ricordo di aver parlato con il dottor Pietro Ostuni, dicendogli quello che ho detto, e poi di aver dato il telefono all'onorevole Valentini, nella prima telefonata che feci. Poi, come ho detto, mi sono allontanato, perché la mia persona è richiamata a effettuare un'attività. Senta, lei ha detto di aver seguito per anni in modo quasi costante, insomma, tante volte il Presidente del Consiglio nelle sue trasferte rispetto a Roma, Milano, Arcore, Sardegna anche, sì, estero. All'estero. Lei è solito fare relazioni dalla direzione da cui dipende, e cioè i servizi? Se l'evento lo richiede, io faccio una relazione. E secondo lei questo evento che lei ha rappresentato il 4 novembre lo richiedeva? Secondo me sì, perché è una cosa E che... allora perché non l'ha fatto il 27 maggio, l'ha fatto il 4 novembre? Guardi, non l'ho fatto precedentemente perché mi sembrava una cosa normale, in cui non se n'era più parlato, perciò non
non avevo ritenuto necessario produrre una relazione di servizio per questo. Poi invece la cosa incominciò a essere prodotta in qualche modo dagli organi di stampa e io valutai e feci questa relazione di servizio. Non ho altre domande, Presidente. Prego, se la difesa vuole completare. No, grazie Presidente.